Scuola al tempo del Covid, i banchi rischiano di restare di nuovo vuoti e le aule spente. Ancora nessuno stop nel Vicentino, ma dalla seconda media in su torna la didattica a distanza nelle tre zone più in emergenza: l'Asolano, l'Alta Padovana e il Veneto orientale. Nell'area berica la scuola va ancora avanti, ma si procede giornata per giornata. Credo che la chiusura delle scuole sia una sconfitta per tutti. Noi come provincia abbiamo fatto un lavoro enorme con i comuni per garantire i servizi di trasporto, l'ingresso a scuola in sicurezza, tutta una serie di accorgimenti negli spazi, ad esempio, da dedicare ai ragazzi. Evidentemente però ci sono queste ondate con l'RT molto alto che richiede ulteriori restringimenti, ulteriori sacrifici. Ancora sacrifici, e a pagarne il prezzo non sono solo le attività economiche, ma anche l'istruzione. Per gli istituti superiori sarà la Regione Veneto a decidere nelle prossime ore. Invece, per quanto riguarda la fascia da 0 a 6 anni, le scuole non verranno chiuse tranne in casi estremi dove ci sia un'infezione dilagante. Questo per evitare di mettere in difficoltà anche i genitori. Stiamo tenendo aperto le scuole materne dell'infanzia comunali proprio per garantire questa assistenza ai genitori. Se la legge, se il governo ce lo permetterà, noi saremo per continuare a garantire questo servizio essenziale.